del termine. Il 23 di maggio ricorrerà il 28° anniversario della strage di Capaci, nella quale morirono mio fratello Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i 3 agenti della scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Fu una tragedia per tutta l'Italia e una ferita che ancora non si è rimarginata. Ogni anno abbiamo ricordato questa data tremenda con una manifestazione organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Fondazione Falcone. Le idee di Falcone, il suo impegno, le idee di Borsellino e il suo impegno continuano a camminare, ragazzi, anche sulle vostre gambe. Questo è il significato del vostro viaggio. Imbarcandovi in questa nave della legalità, compiendo la traversata, sbarcando a Palermo, lanciate un messaggio. Il messaggio che la mafia sarà sconfitta. Una manifestazione che permette a migliaia e migliaia di ragazzi di tutta Italia di venire a Palermo con la nave della legalità e, abbracciando i ragazzi siciliani, ricordare quel giorno tremendo. Direi quell'anno tremendo, perché 2 mesi dopo ci sarà la strage di Via D'Amelio, nella quale morirà Paolo Borsellino e altri 5 agenti della scorta. Ma perché ricordare quella data con tanti giovani? È importante ricordarla con i giovani perché Giovanni diceva sempre che la mafia è anche un fatto culturale. Non basta quindi soltanto la repressione per metterla a tappeto, per batterla definitivamente, ma era necessario che si creasse quel salto generazionale tale da permettere una società nuova che rigettasse tutti quelli che sono i disvalori della mafia. Abbiamo lavorato tanto in questi anni per portare il nome di Giovanni Falcone nelle scuole. La Fondazione Falcone ha cercato di portare ai giovani l'immagine di questi magistrati che avevano sacrificato tutto nella lotta contro la mafia, ma abbiamo cercato di far capire loro che questi magistrati non erano solo dei giudici antimafia, ma che per sopportare tutto quello che hanno dovuto sopportare e per rischiare la vita sapendo che sarebbe finita come è finita, lo hanno fatto perché dietro di loro c'era una personalità ben strutturata che li portava a mettere al primo posto nello svolgimento del loro lavoro quello che loro chiamavano lo spirito di servizio.
la voglia di fare qualcosa anche a costo di grandi sacrifici per la società, per il lavoro stesso che si svolge. Proprio riflettendo in questi giorni di lockdown, ho pensato che l'Italia nei momenti più difficili si salva attraverso pochi uomini che riescono a fare e mettere al primo posto il compimento del loro dovere. Giovanni e Paolo ci hanno salvato nella lotta alla mafia, che era arrivata al punto di organizzare quegli attentati terroristici che ben ricordiamo, quegli attentati che erano la voglia e la prepotenza di questa organizzazione di riuscire a dire allo Stato: noi possiamo colpirvi in qualsiasi, dappertutto, noi siamo più forti quasi dello Stato. Ma la morte di Giovanni e Paolo mise stop a questa voglia, a questo delirio di onnipotenza della mafia, creando la reazione degli italiani tutti. Gli italiani ci sono nei momenti difficili, anche oggi, in questo periodo tremendo della pandemia. Altri uomini ci hanno aiutato a superare le difficoltà tremende di questo momento. Penso ai medici, alle infermiere che sono morti nel compimento del loro dovere. Penso agli uomini delle forze dell'ordine, penso alla protezione civile, penso agli uomini e alle donne dei supermercati che ci hanno aiutato a sopravvivere in questo tremendo periodo del lockdown. A loro, come a Giovanni e Paolo, deve andare la riconoscenza di tutti gli italiani, perché hanno messo al primo posto il compimento del proprio dovere. Giovanni diceva che la dignità umana sta proprio nel compimento del proprio dovere. E sia loro, sia gli uomini di questi giorni ci hanno dimostrato quanto sia importante lo svolgimento del proprio lavoro sino al sacrificio quasi. Gli italiani in questi mesi hanno sofferto, però sono riusciti a essere compatti, perché hanno capito che il rispetto della legalità, il rispetto delle norme era necessario per poter sopravvivere e per poter vincere i problemi che ci aveva posto il coronavirus. L'educazione alla legalità è stata la lezione più grande che ci hanno lasciato Giovanni e Paolo. Io vorrei dire a tutti gli italiani che se loro sono morti per tutti noi.
La mafia non era soltanto l'organizzazione criminale che tende a fare i suoi affari per il guadagno, ma la mafia è un'organizzazione particolare perché riesce a entrare, a penetrare in quelli che sono i gagli vitali della vita sociale di un paese, che sono in grado di condizionare la democrazia del paese. Giovanni negli ultimi giorni mi disse: bisogna far presto, perché è in pericolo la democrazia stessa del nostro paese. E io vorrei che questo gli italiani non lo dimenticassero. Che la lotta alla mafia non l'abbiamo ancora vinta, abbiamo vinto parecchie battaglie, ma non abbiamo vinto definitivamente. Ed è per questo che dobbiamo sempre porre al primo posto, soprattutto da parte della politica, la necessità di continuare a combattere la mafia. E lo dico questo proprio in questi giorni in cui stiamo vivendo l'emergenza del coronavirus, emergenza che creerà sicuramente, che già ha creato dei problemi economici che daranno la possibilità alla mafia di compiere, di organizzare i loro affari. Ecco perché è necessario che i riflettori siano sempre posti su questo tremendo problema che da tempo affligge il nostro paese e che dobbiamo sconfiggere pensando a Giovanni e Paolo come gli eroi dei nostri giorni. Nella lezione precedente Maria Falcone ha iniziato a raccontarci la figura di suo fratello Giovanni, ma l'epoca in cui opera Falcone, tra gli anni 60 in cui entra in magistratura e i primi anni 90, non è solo fatta di inchieste, di arresti, di indagini. Il problema, in verità, è, se possibile, ancora più profondo. Bisogna scoprire la mafia, bisogna capire la mafia.